Pensiero del giorno, sabato 12 aprile. Nelle crisi può nascere una cosa nuova. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14. Giovanni scrive alle comunità cristiane da lui fondate in un momento di grave difficoltà. Cominciavano infatti a serpeggiare le eresie e le false dottrine in materia di fede e di morale, e c'era poi l'ambiente pagano, duro e ostile allo spirito del Vangelo, nel quale i cristiani dovevano vivere. Volendo aiutare i suoi, l'Apostolo indica loro il rimedio radicale: amare i fratelli, vivere il comandamento dell'amore ricevuto fin dall'inizio, nel quale egli vede riassunti tutti i comandamenti. Così facendo, essi conosceranno cos'è la vita. Saranno cioè sempre più introdotti nell'unione con Dio. Faranno l'esperienza di Dio amore e facendo questa esperienza saranno confermati nella fede e potranno far fronte a tutti gli attacchi, soprattutto in tempi di crisi. Questa parola ci apre prospettive immense. Essa ci spinge nella divina avventura dell'amore cristiano, dagli sbocchi imprevedibili. Innanzitutto ci ricorda che ad ogni mondo come il nostro, nel quale viene teorizzata la lotta, la legge del più forte, del più astuto, del più spregiudicato, e dove a volte tutto sembra paralizzato dal materialismo e dall'egoismo, la risposta da dare è l'amore del prossimo. È questa la medicina che lo può risanare. Quando viviamo il comandamento dell'amore, infatti non solo la nostra vita ne viene tonificata, ma tutto attorno a noi ne risente. È come un'ondata di calore divino che si irradia e si propaga, penetrando i rapporti tra persona e persona, tra gruppo e gruppo, e trasformando a poco la società. Chiara Lubich, estratti al commento alla parola di vita del maggio 1985. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.